I sindaci della provincia di Agrigento hanno detto sì ieri sera alla nuova società che gestirà il servizio idrico in provincia di Agrigento. Sarà una società consortile. Sono stati 31 i comuni su 43 che si sono trovati d'accordo e ben 9 si sono astenuti. Soddisfazioni sono state espresse un po' da tutti i sindaci, in particolare l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo afferma finisce così l'era di Girgenti Acque SPA. Per il sindaco di Palma di Montechiaro Castellino era doveroso portare il proprio contributo alla scelta epocale che con coraggio i sindaci della provincia di Agrigento hanno compiuto a Lati, soddisfatti anche le associazioni di categoria che ieri in massa erano presenti all'assemblea. La discussione si è fatta invece più accesa e animata al punto successivo dell'ordine del giorno, sui requisiti previsti dall'articolo 147 della legge regionale sull'acqua risalente al 2015. La decisione per placare gli animi, infatti, è stata quella di rinviare la seduta alla prossima settimana. Ma intanto sono mesi che si lavora a questo, io dico da quando faccio parte del direttivo avevo espressamente detto che bisognava accelerare per arrivare ad una soluzione condivisa, quello di questa sera lo è perché all'unanimità i sindaci hanno votato per la consortile, per la società speciale, tranne i comuni che comunque erano stati individuati dal direttivo e dagli uffici che hanno lavorato in questi mesi per riconoscere loro l'articolo 147. Quindi mi pare un bel momento, vanno ringraziate le associazioni che in questi mesi hanno fortemente lavorato sul territorio per sensibilizzare i consigli comunali, per cercare di coinvolgere quante più persone possibili. Quello che è stato il lavoro di questi mesi è un lavoro che è stato fatto in sinergia con tante forze di natura diversa. I sindaci questa sera abbiamo mostrato di essere coesi, di avere a cuore le sorti di una comunità che in questi anni ha avuto grosse difficoltà sul tema dell'acqua e ora ci sarà un gran lavoro da fare perché c'è un gran lavoro da organizzare. Oggi è stata una giornata storica per la gestione idrica delle risorse della provincia di Agrigento, perché con questa votazione che è stata fatta ad unanimità ed è un messaggio bellissimo fatto alla provincia, dove gli 8 comuni che stanno richiedendo il 147 in maniera concordata con gli altri sindaci si sono astenuti e quindi con il risultato della valutazione ad unanimità della società conservativa penso che oggi si può dire c'è la maturità di andare verso la risoluzione di questo problema e si auspica che si possa avere una gestione finalmente efficace, economica ed efficiente del servizio idrico integrato, perché i cittadini della provincia di Agrigento aspettano solo questo. Finalmente siamo arrivati al punto di votare una società consortile, l'acqua sarà pubblica, ora c'è da lavorare tanto per cercare tutto di creare uno statuto e sperando che in futuro abbassa la tassa ai cittadini. Ora non so quanti comuni saremo perché ci sono alcuni comuni che hanno predato il 147, vediamo come si svolge nell'assemblea questa giornata e poi vediamo quanti comuni siamo, iniziamo a lavorare su un piano finanziario per quanti comuni siamo e cerchiamo di dare risposte ai cittadini. Soddisfattissimo perché è una vittoria non mia ma nostra, di tutto il popolo, perché il popolo finalmente, con l'aiuto che ancora ai sindaci dobbiamo dare, perché hanno bisogno anche il supporto di sbrigare tutte le faccende e le difficoltà a sormontarle, ma un grazie va ai sindaci che ci hanno ascoltato, un grazie va ai cittadini che ci hanno appoggiato, un grazie va a tutti noi che ci siamo cimentati per questa vittoria. Un'informazione volevo sapere, ecco, che destino avrà Girgenti Acque? La consortile si accollerà ai debiti, si parla di diversi decine di milioni, 80-90 milioni di debiti. Ma io i miei debiti non li posso dare a nessuno, come penso lui non può darli a nessuno, i debiti sono suoi e grano e bastonato quello se le porta.